Allora, abbiamo ancora una terza slide, no, da vedere, che analizza i dati diciamo c'è un confronto per far vedere anche il bicchiere mezzo pieno, diciamo. Un confronto del nord-est dati gennaio-marzo 2016, quindi si fa vedere nel 2015 quanti casi mortali e nel 2016 quanti. 26, allora, vediamo se riusciamo a vederlo anche a grafica, intanto se lei ce lo racconti. Ne abbiamo 26 nel 2015 contro i 16 del 2016, per cui diciamo è chiara la variazione in diminuzione del 38,5%. che è sostanzialmente, siamo ancora ovviamente all'inizio perché non possiamo dare un giudizio da qua a fine anno, ma devo dire che comunque la partenza non è male, cioè 38,5% è un dato sicuramente significativo. Quindi dice tutto sommato adesso siamo andati un po' meglio. Ripeto, questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, non vuol dire che sicuramente sarà così per il prossimo futuro, ma comunque partendo da questo dato dobbiamo cercare di mantenerlo il più possibile. Ecco, per un confronto con quello che era successo l'anno scorso, cosa possiamo dire? Beh, diciamo, questo sicuramente è un confronto importante che fa sperare che non succeda più come l'anno scorso. Teniamo conto che l'anno scorso, alla fine dell'anno, è stato un anno particolarmente diciamo, pesante, perché avevamo avuto nel 2014 tra infortuni sul luogo di lavoro, infortuni in itinere sempre nell'ambito INAIL, nel 2014 1009 decessi, mentre da gennaio-dicembre 2015 abbiamo avuto 1172 decessi, quindi un incremento importante del 16% a livello nazionale. Mentre quest'anno con questa diminuzione diciamo, speriamo di tornare appunto a rientrare. Sono un camionista, ora a casa, disoccupato, ho 62 anni e vi dico che viaggiare per 8 ore al giorno per l'Europa quando fuori casa da lunedì a venerdì sono sacrifici ormai pesanti che va a discapito della sicurezza stradale. Che me ne dite, Franco? Ed effettivamente è vero, quello che si dice. Immaginiamo una 62enne, effettivamente non è una cosa insostenibile, poi quando avrà 70 anni e deve continuare a cercare di avere una continuità lavorativa fino alla pensione. Certo, perché altrimenti non prende la pensione. Esatto, non prende la pensione. Ma infatti quando lei giustamente ha fatto l'esempio della guida, è eclatante, ma anche i riflessi non sono più gli stessi. Certo. Immaginiamo in macchina, ma su un mezzo pesante che implica una certa attenzione di ore, non è più pensabile una cosa così. Però un'impresa di autotrasporti cosa fa? Dove lo mette questo lavoratore? Quello lo deve fare, non lo può mettere in ufficio. Per cui c'è un legame con il discorso delle pensioni, anche la sicurezza. Sì, c'è sicuramente legame. Non volevo che passasse il messaggio la sicurezza è legata alle pensioni. Sicuramente questo caso appunto che ha citato l'ascoltatore, diciamo che il messaggio commentava tutto da solo. Infatti, perché ci sono degli ambiti veramente specifici, come anche lei dice, le costruzioni. E a parte tutto, che è vera l'osservazione che ci ha fatto una mail un telespettatore, guardate i lavoratori che lavorano per le strade, che fanno sono tutti quanti di una certa età, come le forze dell'ordine, è difficile che trovi il giovanetto, trovi persone di una certa età. E lì viene da sé che una persona che ha 50 e passa anni, se non come dice il telespettatore 60 e passa anni, non può avere la medesima elasticità, anche il riflesso. Stiamo parlando di tutte le lavorazioni manuali, per cui può capitarci l'errore, l'imprevisto che non si riesce a gestire, mentre magari una persona giovane lo riesce a gestire, per cui ci sarà progressivamente un incremento di incidentistica. Quindi sicuramente il segnale che abbiamo detto più volte oggi è il fatto appunto che questi ultra 65 anni sono aumentati in maniera evidente e va tenuto sotto controllo proprio per le scorse che abbiamo fatto finora, insomma, e quindi poter eventualmente prendere delle decisioni, delle correzioni. Questo tipo di numeri sarebbe importante che venissero analizzati e comunicati appunto a chi deve prendere certe decisioni proprio per prenderle in maniera anche tenendo conto della salute, di questi dati che sono molto importanti, assolutamente sì. Ecco, quindi oltre a parte i consigli appunto che sono quelli di usare cautela, attenzione, di comunque segnalare, perché prima abbiamo puntato molto anche sulla segnalazione di questo, che non è un far la spia ma un tutelare la propria e l'altrui vita e salute. Che cos'altro si sente di dire che secondo delle vostre analisi emerge?
Allora, sicuramente devo dire che in alcuni settori la percezione del rischio è migliorata ed è aumentata in alcuni settori. Alcuni settori che non sono legati soprattutto anche appunto al tipo di azienda, cioè dove c'è organizzazione aziendale la sicurezza è più seguita ed è più efficace. Organizzazione aziendale. Dove non c'è organizzazione aziendale invece c'è meno sensibilità e meno attenzione riguardo alla sicurezza. Per cui sicuramente la legislazione stessa richiede al datore di lavoro di organizzare l'azienda in funzione della sicurezza. Quando l'azienda è organizzata e ha definito le varie figure, dando le giuste responsabilità alle varie figure, diciamo, c'è un miglioramento proprio a livello di sicurezza in tutti gli ambiti. Quindi il dirigente sa cosa deve fare, il preposto sa cosa deve controllare, il lavoratore sa cosa deve fare e anche come risponde, diciamo, in caso di mancanza o in caso di non osservanza delle normative di sicurezza. Diciamo, bisogna stare attenti anche a un altro aspetto, il fatto che ci siano meno, molte persone siano andate in pensione e adesso comunque, a parte che il segnale è quello di una ripresa a livello occupazionale, è che alcune attività si rischia di farle magari a fine giornata o sempre straordinari, per cui di stare attenti in quelle fasi della giornata, inizio e fine, che per velocità, perché ho bisogno, perché voglio andare a casa, perché voglio finire, perché mi hanno detto che devo fare anche questo, ci sia l'infortunio. Cioè, molti infortuni succede molte volte in questo. Questo è importante. Ecco. Quindi quell'altro aspetto che avevamo parlato anche tempo addietro era quello dell'organizzazione del lavoro, cioè dove il lavoro è organizzato, è strutturato, dove ci sono dei preposti, dei responsabili, e c'è anche una suddivisione precisa dei ruoli, è più facile che che si possa controllare, quindi non si attuino questi incidenti. Esatto. No? Esatto. Per quanto riguardava, c'è anche il rischio elettrico, è uno tra i rischi di morte frequente ancora? Allora, il rischio elettrico non è tra i rischi di morte frequente, tuttavia ha una magnitudo molto elevata, cioè quando capita è probabile che ci sia il decesso. È mortale. Esatto, per cui diciamo, magari trovo più infortuni mortali con il carrello elevatore, quindi il moletto, che non con il rischio elettrico, però diciamo, quando c'è l'infortunio elettrico purtroppo è molto probabile che ci sia l'infortunio mortale, per cui il rischio elettrico è un altro rischio che va diciamo, curato e va analizzato bene, sia a livello impiantistico, quindi proprio avere gli impianti a norma, quindi avere la dichiarazione di conformità eccetera, ma avere anche una buona organizzazione all'interno dell'azienda. Specialmente per le aziende, ad esempio elettriche, cioè gli elettricisti o aziende che fanno questo tipo di attività, e quindi aver definito, diciamo, c'è una norma tecnica specifica, la CE 1127, che spiega come fare l'organizzazione elettrica all'interno dell'azienda, e sicuramente questo è un modo per riuscire ad evitare appunto l'infortunio grave, perché quando succede elettrico di solito è grave. Sono assolutamente gravi, quindi voi non avete estrapolato dei dati in agricoltura, perché mi dicono che sia un settore altrettanto pericoloso, soprattutto quando si usano i trattori? Allora, negli ultimi, dal 2015 e nel 2016 appunto non abbiamo i dati di agricoltura, perché chi versa i contributi all'agricoltura non versa l'INAIL ma un altro ente assicurativo. Per cui tutti i numeri che ho detto oggi non riguardano l'agricoltura, non essendo appunto assicurati INAIL. Sicuramente l'agricoltura, se penso a qualche anno fa in cui diciamo, noi cercavamo di fare statistiche su tutti gli ambiti, l'agricoltura era uno dei ai primi posti, in particolare il ribaltamento dei trattori. Quindi credo che comunque sia sempre un'attività, un ambito diciamo, in cui l'infortunio grave, l'infortunio mortale sia elevato, e anche lì l'età lavorativa tende ad alzarsi piuttosto che ad abbassarsi. Assolutamente, infatti anche lì ci sono dati molto allarmanti, preoccupanti, abbiamo parlato anche non molto tempo fa. Un'ultima cosa, parliamo sempre, cioè, questa era un'osservazione che aveva fatto un telespettatore o telespettatrice, non lo so, noi parliamo di morti e non parliamo di incidenti debilitanti, che in realtà sono un costo sociale enorme, oltre anche a questo a devastare delle famiglie, perché molte volte il lavoratore poi non riesce più ad essere reintegrato nel ruolo che rivestiva prima, e sono tantissimi anche questi.
terzi, sono numeri da paura. Sì, sono numeri anche probabilmente maggiori rispetto agli infortuni mortali, non ho i numeri sì. Per cui non posso darvi diciamo dei numeri no, che ma anche lì rientra il discorso di attendibili. prevenzione, assolutamente. Assolutamente sì. Perché non è che si parla di prevenzione solo in caso di morte e di decesso, No, però in caso di incidenti, rispondendo un po' a chi ci ha scritto, assolutamente va fatto questo discorso, perché anche lì sono estremamente debilitanti, ci sono tantissimi casi. Allora, ingegnere, io la ringrazio, non mi pare che ci siano altri dati da aggiungere, ci abbiamo fatto un po' il quadro di tutta la situazione, almeno per quel che riguarda questo periodo, e naturalmente voi vi terremo aggiornati, cercando sempre di sensibilizzarvi a stare attenti nel luogo di lavoro, sempre, diceva all'inizio, al termine della lavorazione, ma anche durante e anche tra le pareti domestiche, perché abbiamo visto, ne abbiamo parlato, ci sono tantissimi incidenti anche proprio a casa quando si fanno lavorazioni normali, anche se esiste un'assicurazione peraltro per chi lavora a casa che dovrebbe essere anche fatta, almeno un minimo di tutela può dare. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, noi come sempre ci ritroviamo domani, arrivederci.